noto che oggi i risultati di un'impresa o del settore economico viene sempre valutata rispetto al tempo precedente, che può essere un anno, sull'aver fatto di più. E noi chiediamo sempre a qualcuno, o se chiede il risultato, se misura il risultato sull'aver fatto di più. E invece si dovrebbe misurare il risultato sull'aver fatto meglio. Si parlava proprio di un posto dove la gente sconosciuta arrivasse, si sentisse come a casa sua, si sentisse in un ambiente che gli ospitea e che gli manifestea la roba più importante, la fiducia. E il problema economico che stiamo attraversando e che voi e che i più giovani ne paga il prezzo, lei che non è più certezze e quindi non è più fiducia. Mi personalmente, più che un problema del mercato dato dai cinesi, che viene magari o da altri paesi che magari, tra virgolette, ne porta via il lavoro perché fa le cose a un prezzo, un costo più basso del nostro. Mi non sono proprio convinto che il problema di un'economia che non funziona sia dato da questo, ma sono fermamente convinto che è data dal fatto che non c'è più fiducia. Qui qua non si fida più di nessuno. Le persone non si fida delle banche, le banche non si fida delle persone. E quindi alla fine qua sono andare in una società, anzi che lo sono già, che basa tutto esclusivamente sul profitto, sui soldi, sui schei, non più sulla libertà, sulla fiducia, su queste cose qua. E in effetti siamo due incartarsi, perché se non viene fiducia non va avanti le cose. Non si fa neanche impresa se non è fiducia. E quindi nella vita bisogna proprio anche essere decisi, che non è la stessa roba ad essere testardi, perché essere testardi non va bene. Per esempio io ai miei figli dico sempre, bisogna essere decisi se te vuole risultati, quindi insister, far, batter, no? Anche quando magari che ti sembra che il mondo ti viene contro, che le cose non va. Però se alla base che ne è qualcosa di giusto, si deve insistere. Che è diverso da essere testardi su qualcosa che è sbagliato, che non ha senso. E uno dice, e come fai a distinguere questo? Ecco, la difficoltà sta proprio là. Questo quasi è un cavatappi che nessuno mi ruba, perché nessuno pensa che sia un cavatappi.